buonasera. Ospiti di questo nostro TVA speciale sono questa sera due personaggi importanti della cultura agrigentina. Mi riferisco alla nuova Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Ringraziamo gli ospiti per aver accettato il nostro invito nonostante i numerosi impegni. Alla mia sinistra il presidente della fondazione, avvocato Alessandro Patti. Grazie Alessandro. Buonasera, grazie a voi per aver accettato il nostro invito, e il direttore artistico Francesco Bellomo, che buonasera, nonostante i suoi 1000 impegni oggi ci ha assicurato la sua presenza. Grazie Francesco. Grazie a voi. Allora Presidente, parte questa nuova avventura del Teatro Pirandello, una nuova immagine, un nuovo statuto, insomma, quali sono gli obiettivi che vi proponete? Sì, grazie. Sì, parte questa nuova avventura dopo dei passaggi politici e burocratici per cui era diventato necessario modificare lo statuto anche per una serie di interventi normativi che c'erano stati nel frattempo, e quindi bisognava andare a rivedere la composizione del Consiglio di amministrazione e non solo, perché comunque poi l'amministrazione ha colto la palla al balzo approvando il nuovo statuto della Fondazione per pigiare sull'acceleratore in vista di un progetto che era già in itinere e che comunque era nelle cose, e cioè quello di fare in modo che la Fondazione Pirandello recida il cordone ombelicale che la lega al Comune di Agrigento, e quindi puntare ad una sua sempre più spiccata autonomia politica, amministrativa, gestionale ed economica. Questo è lo spirito fondamentalmente che anima il nuovo statuto. Quindi poi è arrivato il nuovo management che è stato nominato dall'amministrazione, e ci siamo messi subito al lavoro per riprendere da dove si era rimasti dopo 2 anni di apnea, purtroppo causati dalla pandemia, dalla sospensione delle attività teatrali. Questo ha comportato un po' di difficoltà, perché sostanzialmente ci siamo ritrovati ad ereditare una bellissima e lussuosissima autovettura che era però rimasta in garage ferma per 2 anni. Pur non di meno, la macchina è ripartita, dopodiché col nostro direttore artistico Francesco Bellomo, anzi il direttore artistico ci ha sottoposto la sua proposta culturale per la stagione 2022 ed è il cartellone che è iniziato. Lasciatemi dire che, lo dico con orgoglio, che siamo stati tutti quanti, Fondazione e Comune di Agrigento, coraggiosi, perché per una serie di evenienze ci siamo ritrovati a dover avviare o decidere di avviare la stagione teatrale in un momento in cui la situazione epidemiologica a livello regionale e in maniera particolare a livello locale, quindi ad Agrigento città, era davvero molto pesante, forse pesante come non lo era mai stata dall'inizio della pandemia. E devo dire che quella situazione epidemiologica di un mese fa, ecco, che pare tanto lontana ma poi non lo è, avrebbe potuto offrirci, come ha offerto a tante altre realtà teatrali, tanto per essere chiari, l'assist per una scelta dolorosa, ma devo dire anche comoda. Cioè, avremmo potuto dire, egregi signori utenti del Teatro Pirandello e della provincia di Agrigento, purtroppo la situazione epidemiologica anche per quest'anno non ci consente di sottoporvi la nostra offerta culturale, e quindi le porte del Teatro Pirandello rimangono chiuse. E invece in questo siamo stati coraggiosi e lungimiranti, perché comunque capivamo, e perché ce lo dicevano comunque affidandoci ai dati che ci venivano sottoposti, che era una situazione pesante sì, ma comunque momentanea, che sarebbe arrivato un alleggerimento come d'altronde sta avvenendo.
E quindi abbiamo deciso di andare avanti, l'abbiamo fatto con coraggio. Ovviamente questo ha comportato delle difficoltà iniziali, perché è inutile negare che ci siano state delle remore da parte di tanta gente, delle paure, che siamo riusciti a superare, o quantomeno a convincere la gente che potessero essere superate, perché lo abbiamo detto in tutte le maniere e non lo diciamo noi, ce lo dice prima la comunità scientifica e poi il governo con i provvedimenti che valgono in materia di teatri e di sale cinematografiche, perché poi fondamentalmente è la stessa cosa. E cioè i teatri, e quindi anche il Teatro Pirandello, sono dei luoghi sicuri, perché intanto si ha la certezza, e non capita dappertutto, diciamocelo, che dentro un teatro accedono solo ed esclusivamente persone vaccinate, sono dei luoghi protetti, sono dei luoghi costantemente sanificati, in cui ci sono tutti i controlli di sicurezza del caso, per cui ci sono le condizioni perché dentro il teatro ci si possa concedere qualche ora di meritato svago in assoluta sicurezza. E devo dire che la risposta degli utenti per fortuna sta arrivando, ed è un crescendo continuo. Abbiamo esordito con la Bottega del Caffè, con Michele Placido, e abbiamo riscosso un buon successo tanto di critica quanto di pubblico. La settimana entrante ci apprestiamo a mettere in scena una commedia stavolta brillante, davvero di svago per i nostri utenti, che è un vecchio progetto portato in Italia da Pietro Garinei, quindi la premiata ditta Garinei, se devi dire una bugia dilla grossa. Lo faremo la settimana entrante, anche qui con un discreto entusiasmo da parte del nostro pubblico, per cui siamo fiduciosi, siamo orgogliosi di aver fatto quella scelta che poteva apparire temeraria, ma siamo sempre più convinti che era quella giusta, perché sarebbe stato un delitto, in un momento in cui si comincia finalmente a intravedere uno spiraglio per venire fuori da questa cappa che ci offusca da 2 anni, abdicare, rinunziare a mettere sul piatto la nostra offerta culturale, perché non dimentichiamolo, lo dico con una punta d'orgoglio, la Fondazione Teatro Pirandello è, dico, senza tema di smentita, una delle principali, se non la principale istituzione culturale in provincia di Agrigento. Francesco, allora prima di entrare nel dettaglio del cartellone, ricordare gli appuntamenti a chi ci sta ascoltando, ecco, tu sei un famosissimo, insomma, imprenditore del settore, però ecco, questa nomina di presidente, di direttore artistico nel teatro della tua città, dove sei nato, vissuto, poi sei andato via per motivi di lavoro, ma sei sempre ritornato e proposto le tue, diciamo, produzioni. Che effetto fa? Perché di solito si dice nemo profeta in patria est, insomma, però dico, questo impegno su Agrigento, sulla tua città, non ti carica di una responsabilità maggiore rispetto, diciamo, alla normalità del tuo lavoro? Guarda, intanto io sono molto felice di questa cosa, di questo incarico, perché il Teatro Pirandello ha sempre esercitato un grandissimo fascino. Mi ricordo quando tantissimi anni fa io editavo una pubblicazione sportiva dove c'era sempre la pagina comunque culturale e c'era la buonanima di Biagio Alessi che mi forniva i materiali del Teatro Pirandello com'era, e quindi è un amore che risale a tempi antichi, anche perché poi mio padre mi parla sempre del Teatro Pirandello, ex Regina Margherita. Ho visto e ho vissuto, diciamo, la genesi del nuovo teatro, e tra l'altro mi fa piacere ricordare che nel 2001 io ho donato il sipario storico che c'è tuttora, che ritrae Seneto vincitore dello stadio di Elea, e che ritorna vincitore dallo stadio di Elea, che è stato fatto con le stesse tecniche, gli stessi materiali del sipario originale dell'epoca. Quindi è un amore, diciamo, corrisposto. Sono passati quasi 20 anni da quando si era parlato inizialmente di un mio coinvolgimento artistico, però
come diceva in una sua battuta Liola, chi tardi realizza non si chiama mancatore. Per cui questa volta il consiglio di amministrazione presieduto da Alessandro ha ritenuto opportuno affidarmi questo incarico. Io sono molto felice perché per me è veramente una cosa di grande prestigio alla quale tengo molto. Mi sono confrontato con loro per proporre quello che è il mio programma con le linee guida del mio progetto artistico. Ci siamo trovati, abbiamo iniziato in un momento diciamo un po' in salita, perché ovviamente, come ha detto prima da Alessandro, il Covid non ci ha aiutati, quindi abbiamo avuto un decremento di abbonati, la macchina ferma ovviamente per ripartire ha avuto e ha ancora qualche problema, però sono convinto che in un prossimo futuro il teatro tornerà a regime, tornerà ad essere quel fiore all'occhiello che è stato finora. Mi piace anche dire, perché ovviamente è giusto dare un plauso a chi ha preceduto, perché io non appartengo alla categoria no, tutto quello che c'era prima non va bene, no. Invece ho trovato artisticamente un teatro in salute, Gaetano Aronica ha fatto un ottimo lavoro, ha iniziato anche il teatro di produzione, per cui diciamo che abbiamo trovato una situazione tutto sommato, almeno dal punto di vista artistico, assolutamente con un trend positivo, e di questo ne sono contento. Poi chiaramente io ho il mio modo di vedere l'arte, ho un mio progetto, per cui chiaramente è diverso da quello che c'è stato finora, però bisogna dare atto a chi ha lavorato e ha lavorato bene, quindi questo mi fa piacere. Un breve inciso vorrei farlo su tuo padre, sulla figura di tuo padre. Tu poco fa l'hai accennato. Vorrei mandare a nome nostro e dei nostri telespettatori e di tanti amici agrigentini un affettuoso saluto. L'ho visto personalmente durante il premio Montalbano. Durante anche la prima della bottega del caffè, dove No, Michele gli ha tributato un grandissimo omaggio, scendendo, abbracciandolo, insomma è stato un momento toccante. Mi riferivo quando è entrato con la troupe di Macari, insomma l'abbiamo visto in ottima forma nonostante l'età, però insomma sono 100 il 31 di luglio. Gli facciamo tantissimi auguri. Ecco, tuo padre, tu hai accennato a tuo padre, mio padre, che influenza ha avuto anche nella tua formazione, diciamo, culturale e anche teatrale, perché poi tu hai preso questa via di fare il produttore teatrale, quindi insomma di essere presente con grandissimi nomi al tuo fianco. Ma è stato determinante, perché ecco, io ricordo come... che da piccolino, quando avevo 4-5 anni, io andavo alla settimana pirandelliana che si faceva al Caos dinanzi alla casa natale di Pirandello, ed è una cosa che insomma vorremmo riprendere insieme alle feste di Persefone, perché sono quegli appuntamenti storici della città di Agrigento che secondo me dovranno essere ripresi, e quindi questa magia dinanzi alla casa di Pirandello, gli spettacoli che venivano, perché all'epoca, a parte qualche piccola performance che si faceva all'allora Cinema Teatro Supercinema, il teatro lo vedevamo semplicemente in estate, e io rimasi subito affascinato. Poi papà mi raccontava sempre quando nell'aprile del 40 per la prima volta aveva recitato dinanzi ai templi. Insomma, sono vissuto in un ambiente particolarmente favorevole. Poi in una delle edizioni della settimana pirandelliana venne Fresco di Piovra. All'epoca la Piovra aveva un successo anche superiore a quello che ha oggi Montalbano, perché all'epoca si facevano 20 milioni di ascolti. Venne Michele Placido, ci siamo conosciuti e da lì è nato un sodalizio, perché mi ha inventato lui come produttore nazionale, durato quasi 15 anni insieme a Michele, abbiamo fatto tantissimi spettacoli, e papà poi è venuto con noi in alcuni di questi, nello Sguardo dal Ponte, il Beffe della vita e della morte, l'Uomo dal fiore in bocca. Marco Bellocchio lo prese nella prima produzione in alta definizione che fece la RAI, per cui insomma papà mi è stato sempre vicino, e da quando ero ragazzo facevamo le telecronache, le radiocronache, e in particolare perché mi ha in qualche modo guidato e indirizzato nel settore artistico, quindi una presenza determinante. Farete una bella festa, insomma. Sì, per i suoi 100 anni verranno tutti i personaggi con i quali ha lavorato nel suo recente, diciamo, recente passato
quindi sia in televisione che in teatro. Beh, noi che gli al facciamo cinema. i migliori auguri, ovviamente, mi sembrava Grazie. doveroso, insomma, citarlo. Una presenza importante. Una presenza importante. Avvocato, allora, Alessandro, parliamo del management, no? Del CDA, come si è arrivati a questa composizione e che tipo di sinergia, di aiuto ti daranno anche nel diciamo, portare avanti questo nuovo corso del teatro. Io li vorrei citare, ma è meglio che li citi tu. Sì, certo, assolutamente. Intanto, e salutarli ovviamente. Ma ci magari mancherebbe altro, salutarli e anche ringraziarli. Intanto abbiamo un consiglio di amministrazione che, così come previsto e voluto dallo statuto, è costituito e formato da 5 componenti. Sono 4 indicati dal sindaco di Agrigento e 1 dal presidente della regione siciliana, perché comunque i 2 principali finanziatori, soci finanziatori della Fondazione Pirandello sono il comune di Agrigento in primis e la regione siciliana. E quindi abbiamo il dottor Andrea Cirino, il dottore Giuseppe Micichè, l'avvocato Gaetano Aronica, che sono quelli di nomi, Airo, chiedo scusa. Il nostro grande amico. Quelli di nomina sindacale e il dottore Nocera Bracco, Salvatore Nocera Bracco, invece, che è il componente indicato dalla regione siciliana. C'è una distinzione di ruoli ben precisa e adesso statutariamente prevista, quindi il consiglio di amministrazione, che io ho il privilegio di presiedere, rappresenta l'organo politico, che a sua volta si avvale di due braccia operative, una dal punto di vista amministrativo gestionale, che è un direttore generale, e una dal punto di vista artistico, che è il direttore artistico. Siamo ancora agli inizi, ovviamente, perché ci siamo insediati il 22 novembre sera, quindi siamo ancora freschi di nomina. È chiaro che è una macchina che va rodata, però devo dire che c'è una enorme comunità di intenti con tutti i componenti del management intero, quindi non solo il consiglio di amministrazione, ma anche col direttore generale e il co-direttore artistico. Ci siamo trovati d'accordo, ci siamo capiti al volo su tutto, tutti insieme eravamo determinati nel voler andare avanti e quindi non fermarci, come dicevo poco fa, perché sarebbe stato facile. Abbiamo condiviso tutti insieme questa responsabilità, dopodiché abbiamo ovviamente tanti progetti che si trovano, alcuni dei quali anche in uno stadio un po' più avanzato del semplice progetto, che non possiamo avviare immediatamente perché comunque la situazione epidemiologica non ci consente ancora di poter operare a pieno regime, però la nomina di Francesco Bellomo ha un significato ben preciso. Francesco è notoriamente un produttore teatrale, un noto, importante produttore teatrale. Il messaggio è chiarissimo, il Teatro Pirandello, la Fondazione Teatro Pirandello ambisce a diventare teatro di produzioni, di opere di respiro nazionale. E non essendo degli esterofili, avendo la fortuna e il privilegio di avere un agrigentino che fa questo di mestiere, che lo fa da decenni e che lo fa con ottimi risultati, abbiamo ritenuto naturale ovviamente avvalerci della sua esperienza e della sua collaborazione. Di contro, andando invece a progetti di dimensione locale o territoriale, avremmo voluto farlo sin da subito, ma contiamo di
dare un nuovo e più ampio respiro al coinvolgimento di tutte le realtà territoriali e non solo di quelle artistiche, anche di quelle logistiche. Cioè, non c'è solo il Teatro Pirandello, ci sono tante altre realtà, anche tanti altri luoghi in cui si fa arte, si fa spettacolo, e che francamente ci siamo guardati in faccia e l'abbiamo condiviso tutti immediatamente, non riusciamo a capire, non riusciamo ad individuare una ragione per cui la Fondazione Pirandello non intrattenga il rapporto con queste realtà. A cominciare, giusto per fare nomi e cognomi, per capire di cosa stiamo parlando, dal Teatro della Posta Vecchia. Cioè, veramente non capiamo per quale ragione il Teatro Pirandello, la Fondazione Pirandello non dovrebbe avere rapporti col Teatro della Posta Vecchia, ma ci sono tante altre realtà, perché ovviamente il bacino d'utenza della Fondazione Pirandello non è limitato alla città di Agrigento, abbraccia l'intera provincia, e ricordo che in provincia ci sono altre realtà teatrali. Certo non dico consistenti come quella del Teatro Pirandello, ma ci sono delle altre prestigiose realtà teatrali in provincia e ovviamente dietro sollecitazione anche del nostro direttore artistico ci siamo detti: ma perché la Fondazione Pirandello non dovrebbe intrattenere rapporti con queste la Calmuto, Licata, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Canicattì, Ribera, di creare una sorta di rete. E quindi il nostro obiettivo è proprio questo. Alcune cose avremmo voluto farle sin da subito, soprattutto lo avevamo anche preannunziato, soprattutto a livello locale col Teatro della Posta Vecchia. Avremmo voluto cominciare sin da subito a dare spazio a tutte le realtà artistiche del nostro territorio, quindi non solo teatrali, che si dedica alla musica, al ballo, al cabaret, qualsiasi genere, arte a 360 gradi. Anzi, poi magari sarà il direttore artistico a dire meglio e più qualcosa, però comincia ad arrivare, ad avvicinarsi sempre più il momento di chiamare a raccolta in fondazione tutte queste realtà, tutti coloro i quali hanno un progetto, uno spettacolo, qualcosa da proporre, per cominciare a pianificare a medio termine qualcosa da fare in questo senso. Il direttore generale Prestia? Forse non l'hai citato? Assolutamente, credo di sì. Sì, l'ho citato, sì, certo, quando ho detto che abbiamo il direttore artistico, il direttore generale, che è Salvatore Prestia, sì, assolutamente sì. Giusto anche per citarlo, perché dico, Salvo... Credevo di averlo fatto, forse io almeno non lo... Vabbè, comunque non dico, l'importanza anche di avere Salvo Prestia come direttore generale nell'organizzare la macchina. Quello che vale per il direttore artistico vale ovviamente per il direttore generale, e deve essere una persona di fiducia del consiglio di amministrazione al quale si affida materialmente la gestione della Fondazione Pirandello, e quindi è chiaro, è una persona a cui ci lega questo rapporto fiduciario e con la quale c'è una perfetta sintonia, anche se, ripeto, siamo a 3 mesi, però è già significativo che sulle grandi cose, sulle cose che stiamo facendo e sulle cose che intendiamo pianificare, è già importante che ci sia una totale sintonia all'unanimità. Senti, sulla campagna abbonamenti che notizie abbiamo? Cioè, come ha risposto, diciamo, la città di Agrigento, come sta rispondendo? Insomma, i dati sono buoni, non lo so. Come diceva Francesco... Vi aspettavate di più, vi aspettavate di meno, insomma... Come diceva Francesco, c'è stato un significativo calo nel numero dei rinnovi degli abbonamenti, ma devo dire francamente che certo, quindi non ha rinnovato meno della metà dei vecchi abbonati che avevamo, e ce l'hanno anche motivato. Certo. Molti ce l'hanno motivato, hanno detto
abbiamo paura, teniamo conto certo, che la nostra campagna abbonamenti si è avviata sostanzialmente durante le feste natalizie, cioè quando qui avevamo numeri spaventosi, c'è stato anche il picco del numeri contagio, spaventosi. per cui... E invece poi lentamente la situazione è andata migliorando, la gente ha cominciato a prendere fiducia, ha cominciato a confermare il proprio abbonamento, quindi ovviamente noi ce l'aspettavamo, era nelle cose che ci fosse un calo negli abbonamenti. Devo dire che stando a quanto accade nel resto del paese e anche in Sicilia, addirittura dovremmo essere soddisfatti, perché Agrigento ha dato una risposta decisamente migliore rispetto a tante altre parti d'Italia. Io ricordo che mentre qui noi avevamo la campagna abbonamenti, avevamo raggiunto già dei numeri, alla fine, ripeto, per la situazione che abbiamo vissuto importanti, un mio amico si trovava a Roma, mi ha mandato un selfie dal Teatro Sistina di Roma, deserto, sostanzialmente deserto. Quindi è stato un mese davvero pesante, è stato un mese molto difficile quello di gennaio. Adesso la situazione è in netto miglioramento e lo dicono i numeri, lo dice la risposta del nostro pubblico, anche per lo spettacolo della settimana prossima c'è una grande attesa, grande fermento al botteghino per fortuna, e ovviamente si prevede, anzi ci si preannunzia già che andrà migliorando sempre più. Lo auguriamo, ce lo speriamo. Francesco, allora questo cartellone, diciamo, se ce lo illustri così, e su quale scelte ti sei soffermato in particolare, e se ce lo spieghi anche da un punto di vista proprio di offerta. Ma intanto io mi sono trovato con qualcosa di già fatto, per cui ho dovuto compendiare la mia linea artistica, la mia idea progettuale con alcuni spettacoli che comunque alcuni li avrei presi, altri magari erano fuori linea, però sostanzialmente è un mix di mie idee e di qualcosa già esistente. Per cui diciamo che il mio progetto lo vedremo dalla prossima stagione. Certo. All'interno di questa rimodulazione ho tentato di compendiare alcune esigenze. Intanto mi piacerebbe un'apertura importante alla drammaturgia del Novecento e a quella contemporanea, perché ritengo che, a parte qualche caso diciamo isolato, un certo tipo di drammaturgia deve essere fatta, per dire, ai Templi, al Teatro di San Nicola, cioè, quindi ha una configurazione secondo me da teatro più estivo. Quindi mi piacerebbe che il Pirandello potesse ospitare la drammaturgia del Novecento e contemporanea, mentre i classici, parliamo di Shakespeare, parliamo di Plauto, parliamo di tutta questa serie di autori, mi piacerebbe vederli in un contesto come quello appunto della Valle dei Templi, come accade a Taormina, come accade a Tindari, Palazzo Lacredi. Quindi all'interno di queste scelte mi è piaciuto fare un mix di generi, quindi ho iniziato, ma anche per un discorso diciamo di riconoscenza, con uno spettacolo come quello di Michele Placido con La Bottega del Caffè, e poi le scelte sono state, adesso abbiamo uno spettacolo importante perché Rai Cunei, che è l'autore, come detto prima da Alessandro, è stato portato, questa commedia in particolare la fecero Johnny Dorelli e Gloria Guida negli anni 70, e in ognuno delle edizioni, ricordo anche quella con Gianfranco Iannuzzo, Paola Quattrini, Anna Falchi. Paola Quattrini tra l'altro se le ha fatte quasi tutte queste edizioni con le varie produzioni. È sempre uno spettacolo che, nonostante siano passati più di 30 anni, ha una forza comica, ha una capacità di catturare il pubblico e di coinvolgerlo e soprattutto di farlo sorridere che è veramente potente, per cui
io faccio un invito a chi ci sta seguendo: venite a vedere Se devi dire una bugia dilla grossa, perché vi divertirete ed è anche un divertimento colto e intelligente. Dopodiché ho messo dentro anche spettacoli un po' più impegnati, per dire c'è qualcosa su Frida Kahlo che lo fa Pamela Villoresi con lo Stabile di Palermo, uno spettacolo molto raffinato, molto elegante, con una protagonista d'eccezione. Poi avremmo dovuto avere un testo importante, Morte di un commesso viaggiatore di Miller, ma purtroppo Alessandro Haber si è fatto male, è impossibilitato a proseguire la tournée, la produzione lo ha sostituito con Michele Placido, che sarebbe stato perfetto, tra l'altro è uno dei progetti che io con Michele avevo tanti anni fa, ma sinceramente riproporre nella stessa stagione lo stesso attore riteniamo che non sia una scelta, diciamo, saggia, quindi pur rispettando l'arte di Michele, pur essendo dispiaciuti, ma non possiamo sinceramente in una stagione che è già iniziata in ritardo con pochi spettacoli riproporre nel breve tempo lo stesso attore. Quindi ci dispiace, è un testo importante. Un testo invece che mi piace evidenziare è La classe di Giuseppe Marini. È un testo che parla della scuola, dei rapporti fra gli insegnanti e gli alunni, un testo profondo, intelligente. Tra l'altro Marini aveva fatto uno spettacolo bellissimo, sempre con la stessa compagnia di ragazzi giovani, sempre con Claudio Casadio, sui Desaparecidos d'Argentina. E io quando lo vidi al Teatro Eliseo, parlo di qualche anno fa, mi innamorai subito di questa performance artistica e adesso ho rivisto recentemente La classe ed è uno spettacolo veramente interessante. Poi ci è sembrato giusto confermare uno spettacolo che doveva andare in scena nella scorsa stagione, che è Ombre di Gaetano Aronica, uno spettacolo importante specialmente in occasione delle celebrazioni dell'assassinio di Falcone e di Borsellino, e quindi uno spettacolo importante che ha un suo perché, che ha una sua dimensione. E insieme a questo abbiamo optato per un lavoro di un altro agrigentino che è Marco Savatteri, col quale faremo Il Caravaggio. È una rilettura sempre molto visionaria, molto interessante del mito di questo grande pittore. Marco, come è suo stile, sta facendo veramente un lavoro estremamente intelligente, di ricerca, di indagine, ma al tempo stesso privilegiando anche la spettacolarità dell'evento. Non poteva mancare un Pirandello, e quindi a botta sicura avevo visto Uno, Nessuno e 100.000 con Pippo Pattavina e Marianella Bargili, che è uno spettacolo veramente robusto, importante, dove tutte le tematiche pirandelliane vengono espresse nel modo migliore, ma senza appesantire quello che è stata la riduzione del testo, che invece è stata fatta in maniera molto sobria, molto dinamica e molto interessante, ma soprattutto molto comprensibile, perché ultimamente quando ci sono i riadattamenti si tende a togliere comprensibilità, invece questa edizione, questa riduzione dal romanzo è veramente apprezzabile. Quindi un cartellone variegato, spero di non aver dimenticato qualcosa in particolare, mi pare di averli citati tutti. Ed è un cartellone di transizione, perché è propedeutico invece al progetto. Io non parlo più di cartellone per la prossima stagione, ma parlo di progetto, perché il prossimo anno, ne parlavamo con Alessandro prima di venire qui, ne abbiamo parlato anche in CDA, intanto abbiamo realizzato, per poter essere riconosciuti come teatro di produzione a livello nazionale, un progetto che riguarda, parlo come teatro di produzione, gli autori più importanti siciliani, quindi Verga, Pirandello, Camilleri, Rosso di San Secondo, Vittorini, cioè abbiamo fatto un progetto importante artisticamente, tant'è che io quando l'ho sottoposto
proprio da alcuni funzionari, mi hanno detto che è una scelta sicuramente intelligente perché valorizzate quello che è un patrimonio culturale importantissimo siciliano. E quindi il nostro teatro di produzione, che comprende anche autori contemporanei, che una delle nostre produzioni sarà anche Il caso Tandoi di Michele Guardì, ci sta Ombre di Gaetano Ronica, quindi c'è anche... Il caso Tandoi quando è che sarà? Allora, il caso Tandoi stiamo facendo delle valutazioni, perché purtroppo siamo stati bloccati inizialmente dal Covid, sì, e lo spostamento sta causando... C'era previsto, diciamo, se non ricordo male... In apertura. In apertura. Però lo spostamento... Per queste, ricordo che nella conferenza stampa tu lo annunciavi. Sì, ma ci sono state delle problematiche perché a Roma è stato sospeso perché c'erano state delle problemi, quindi il teatro ha ritenuto di spostarlo all'anno successivo. Qui c'erano stati, mentre stavamo facendo le prove, ci siamo bloccati perché alcuni tecnici sono stati, quindi c'è stata una problematica, però questa problematica non fa altro che crearne altre, perché ovviamente siccome dentro c'è un attore come Guidi, c'è Giuseppe Manfridi, che sono dei personaggi che hanno un'attività molto intensa, quindi diventa un problema perché ci sono gli impegni programmati successivamente che si vanno ad accavallare, per cui stiamo valutando la collocazione migliore, anche perché in considerazione di questo evento, perché si tratta di un evento, Michele Guardì giustamente sta organizzando una rete a livello promozionale importante che comprenderà, a parte le testate più importanti, anche tutte le trasmissioni televisive da Porta a Porta al Caffè del Mattino, passando per Domenica In, quindi c'è un lavoro, un battage importante dietro, e quindi bisogna anche valutare il periodo di realizzazione se è compatibile con le trasmissioni, perché sappiamo che molte trasmissioni televisive ad aprile poi terminano, quindi stiamo valutando, proprio perché si tratta di un grande evento che tra l'altro andrà a Palermo, andrà a Catania, andrà a Milano, Napoli, è veramente uno spettacolo di grande respiro proprio a livello nazionale. Lo dobbiamo collocare nella maniera migliore perché proprio dobbiamo dare importanza a questo evento. È strano che lo riprogrammerete. Esattamente. Quindi questo, ma stavo tornando all'idea iniziale, volevo parlare del progetto. Il progetto del prossimo anno in parte l'ha anticipato Alessandro, prevede anche un grande coinvolgimento delle realtà locali, perché noi ne parliamo con dettagli maggiori. Intendiamo creare una sorta di rete dei teatri, cioè con il Teatro Pirandello come capofila, però mettendo dentro appunto i vari teatri, dal Re Grillo di Licata al Teatro Regina Margherita di Racalmuto, al Teatro di Sambuca, di Ribera, cioè creare quindi un circuito che si potrà benissimo unire anche a un altro teatro, che era il Teatro di Turiferro, il Teatro Musco di Catania, che era il cosiddetto piccolo teatro, dove poter inserire la Posta Vecchia di Agrigento, quindi il ridotto del Teatro Pirandello, dove poter inserire una serie di spettacoli magari di dimensione un po' più ridotta rispetto a quello che vedremo nel Pirandello, che a sua volta diventerà facente parte di un circuito regionale importante, perché stiamo facendo un lavoro programmatico con il Teatro ABC di Catania, col Teatro di Palermo, con altri teatri anche di altre province come Modica, Caltanissetta, cioè stiamo facendo veramente una rete importante che consentirà da una parte una riduzione dei costi, ma dall'altra anche un'offerta di spettacoli molto importanti. Noi l'anno prossimo riapriremo al musical, che da tanto tempo che non si fa al Teatro di Agrigento, quindi prevederemo sicuramente almeno 2 musical. Avremo dei nomi importanti, alcuni li posso già anticipare, da Elena Sofia Ricci a Sergio Castellitto, ad Alessio Boni, insomma stiamo già lavorando per una stagione molto molto importante. Ma all'interno di questa stagione avremo anche testi di Camilleri, stiamo lavorando con il Biondo di Palermo per una collaborazione in questo senso, ci saranno un paio di produzioni nostre, una è il Caso Tandoi e l'altro è La Lupa con Maria Grazia Cucinotta, quindi un nome anche abbastanza importante che serve per la circuitazione nazionale, e questo consentirà ad Agrigento non solo di avere un cartellone di primo livello,
ma il nome della fondazione e del Teatro Pirandello circuiterà per tutta l'Italia, perché noi con questi 2 spettacoli saremo ospitati nell'arco del triennio di produzione in quelle che sono le realtà più importanti del territorio nazionale. Ove ciò non bastasse, noi utilizzeremo il ridotto, il Teatro della Posta Vecchia, che come ha detto Alessandro diventerà parte integrante della fondazione insieme agli altri teatri, per favorire anche una programmazione più sperimentale, ma per favorire anche le realtà locali che noi, come già detto Alessandro, invitiamo a inviarci progetti che devono diventare parte integrante del nostro progetto culturale. Questo è una cosa che è veramente fondamentale e importante. Apriremo anche un cartellone parallelo con danza, operetta, opera lirica, balletto, alcuni appuntamenti di carattere musicale. Insomma, Agrigento, mi auguro, entro il prossimo anno dovrà diventare un polo culturale della stessa dimensione e importanza di Catania, di Messina e di Palermo sicuramente. Abbiamo già un'orchestra, tra l'altro, quella diretta dal maestro Cusumano, no? Assolutamente, assolutamente. Abate, Questo insomma, hanno fatto già il loro esordio, una presenza importante. Vorrei un attimo che mi parlare di questa cosa. Assolutamente, e per riprendere quello che diceva Francesco a proposito del lavoro di chi ci ha preceduto, proprio perché noi non abbiamo mai pensato di fare terra bruciata, di dire tutto quello che apparteneva al passato lo cancelliamo. Noi le cose buone le prendiamo e anzi riconosciamo anche i meriti a chi li ha fatti. La Fondazione Pirandello aveva messo su questa bellissima realtà di questa orchestra, un'orchestra locale, un'orchestra territoriale di cui fanno parte cantanti, musicisti del nostro territorio. Purtroppo la pandemia ha bloccato questa orchestra, perché è numericamente molto consistente, cioè tra orchestra e coro parliamo di oltre 100 persone, quindi capite bene che andare a organizzare, assolutamente certo, quello è un lavoro che continuerà assolutamente, che anzi abbiamo intenzione di rinvigorire e rinsaldare ancora di più. Presidente, lei parlava all'inizio di tagliare il cordone ombelicale col comune, ma chiaro, la fondazione deve avere anche questo bambino, riuscirà, diciamo, a vivere, perché dico, ci vogliono anche risorse finanziarie per poter andare avanti, ci vogliono gli impiegati, ci vogliono le maestranze. Ecco, in questo che tipo di progettualità avete? Vabbè, è ovvio che... Le parole però poi alla fine sì, no, ci vuole il carburante per camminare la macchina, no? Di macchina ferma. Ma infatti quando diciamo, e questo continua a rimanere, che comunque il comune di Agrigento e la regione siciliana continuano ad essere sostanzialmente dei soci della fondazione, soci finanziatori, così è stato e così continua ad essere. Non dimentichiamo che il Teatro Pirandello come immobile è di proprietà del comune. Ovviamente c'è anche una macchina burocratica, amministrativa. Storicamente il Teatro Pirandello si è avvalso di personale comunale destinato al teatro, e così continua ad essere, anche se adesso bisogna regolamentare diversamente i rapporti economici su chi deve corrispondere, gli straordinari e roba del genere, però diciamo è una macchina collaudata. Noi abbiamo del personale che ormai lavora in teatro da decenni, quindi gente che ha maturato un'esperienza importante alla quale non vediamo, non abbiamo ragione di rinunziare, ecco, certo. Parliamoci chiaro. Quindi recidere il cordone ombelicale nel senso di puntare a non essere totalmente dipendenti dal punto di vista economico-finanziario dal comune di Agrigento, perché la fondazione è un istituto giuridico che consente di trovare anche altre risorse pubbliche e private. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di fare in maniera tale
che la fondazione e poi il teatro in maniera particolare riesca a coinvolgere quanta più gente possibile, che deve essere il pubblico, i nostri utenti, vorremmo che fossero il nostro primo socio finanziatore, riuscire ad allargare quanto più possibile la platea, variegare l'offerta culturale del teatro Pirandello, fare in modo di coinvolgere soprattutto i giovani. Questo è un mio desiderio, un mio sogno da sempre, vedere i giovani a teatro. Se riuscissimo ad abbassare l'età media dell'utenza del teatro Pirandello, avremmo già fatto davvero qualcosa di importante in tempi pesanti come quelli che viviamo, in cui purtroppo si va verso altre distrazioni. Se riuscissimo a portare i giovani, ad avvicinarli all'arte, allo spettacolo, ovviamente questo anche con iniziative di formazione che intendiamo promuovere, intraprendere come fondazione, saremmo orgogliosi del nostro Francesco, lavoro. Tra l'altro voglio intervenire prego. ulteriormente a rispondere certo. alla domanda che hai fatto tu. Certo. Il teatro di produzione ovviamente non serve solo come immagine, il teatro di produzione porterà chiaramente anche degli utili, specialmente su una programmazione di almeno 60-70 date sul territorio nazionale, quindi sarà un ulteriore incremento anche per le casse il teatro di produzione. Certo. Volevo capire se aprirete anche, tu l'hai accennato poco fa, alle realtà locali, perché spesso vediamo che in estate ci sono gli spettacoli estivi in piazza, al mare, con insomma, un criterio diverso. Sì, con un criterio diverso, perfetto. Se ci sarà anche un'apertura, magari una rassegna dedicata a loro, una consacrazione anche di queste realtà che alla fine lavorano e rappresentano anche teatro. Capisco che non è teatro professionale, di professionisti, diciamo, sono assolutamente molti sono dei volontari, insomma. Però se finalmente, insomma, il teatro può essere anche una porta aperta, non sono dei professionisti, ma molti lo fanno in modo molto professionale. Non lo sono, perché magari ci sono una serie di incombenze, insomma, non si è in grado di... Ma guarda, io vengo... Ecco, però vedere, che ne so, la dico lì così, mi viene in mente ora, una rassegna di realtà locali magari al teatro. Ma guarda, io provengo da quel tipo di realtà, che la settimana della compagnia del piccolo teatro pirandelliano era una compagnia amatoriale. Io la definirei nel senso più puro e più bello della parola, perché una volta dissi che bella questa filodrammatica e si offesero, mentre filodrammatica è il termine più nobile. Quindi io provengo dalla filodrammatica o dal circuito amatoriale, quindi sicuramente sono assolutamente affascinato da quelle realtà. Come ho detto prima, forse non sono stato chiarissimo, è nostra intenzione utilizzare, sempre sotto l'egida della Fondazione, il ridotto che sarà la Posta Vecchia, dove poter fare un cartellone chiaramente con dei criteri di selezione, perché bisognerà, anche nell'ambito amatoriale bisognerà fare una selezione, ma proprio è nostra intenzione la prossima stagione, accanto alla stagione, diciamo, nazionale, avere una stagione parallela di appuntamenti con spettacoli realizzati dalle migliori realtà locali. Sì, è questa la nostra intenzione, ma non solo compagnie locali. Parliamo anche di gruppi musicali, parliamo di situazioni inerenti alla danza. Noi abbiamo l'idea di aprire il teatro a tutte le realtà. Infatti, come abbiamo detto prima, noi siamo aperti alle proposte, cioè quanto più potremo coinvolgere il territorio, tanto più il nostro risultato sarà in linea con quello che ci siamo prefissi. Questo è un nostro obiettivo fondamentale. Ci deve essere spazio per tutti. Il Teatro Pirandello non è un feudo, il Teatro Pirandello è una realtà aperta a tutte le realtà. È una cosa bella, insomma. Ma questo è un discorso che ci siamo fatti... Perché finora magari molti si sono lamentati che il Teatro Pirandello era un po' una cosa delicata. No, la fondazione, noi dobbiamo parlare di fondazione. Ne approfitto a questo punto per dire che già molti ci hanno contattato e chi vuole può farlo. I nostri riferimenti sono facilmente rintracciabili, abbiamo un sito, mandateci il vostro materiale sulla mail, su info@fondazioneteatropirandello.it e noi saremo felici di vagliare tutte le proposte che ci arriveranno. L'iniziativa che ho visto nel vostro sito, questa del teatro aperto alle scuole,
si era fatto già. Questo era già iniziato. Quanto è importante? Ci sono state adesioni o sempre per via del Covid ancora? No, allora, o quantomeno ci sono delle linee su cui continuerete questo lavoro? Perché il matinè c'è sempre stato, no? Per cui, esatto, quello c'era e avrebbe dovuto esserci. Noi avevamo raggiunto tramite il direttore artistico delle intese con la compagnia e con alcune compagnie, non tutti gli spettacoli, per proporli al mondo delle scolaresche. Ovviamente in questo momento non siamo nelle condizioni, e quando dico non siamo non intendo solo la fondazione, la fondazione è una parte, certo, le istituzioni scolastiche dall'altra. Certo. Non siamo nelle condizioni di assumerci la responsabilità di far entrare in un teatro 400-500 ragazzi, alunni dentro il teatro. E quindi nulla di strano che magari prima che finisca la nostra stagione, quindi quando saremo in primavera, quando verosimilmente la situazione sarà decisamente migliorata, avremo effettivamente la possibilità di avere qualche matinè. Intanto abbiamo sperimentato una formula, ce la siamo inventata così su due piedi in occasione del primo spettacolo di Michele Placido, ha avuto successo e stiamo continuando. E cioè abbiamo invitato le scolaresche, scartata l'ipotesi anche da parte loro di venire, di mettere su una programmazione mattutina, di venire alle nostre pomeridiane, organizzare gruppi di scolaresche, ovviamente accompagnati da docenti, ai quali viene praticato ovviamente un prezzo particolare, certo, proprio perché si tratta di gruppi, di comitive particolari. Abbiamo organizzato degli incontri con l'autore, nel primo caso è stato con Michele Placido, una cosa che ha lasciato contentissimi tanto Michele Placido quanto i ragazzi, anzi forse ha lasciato più contento Michele Placido, era veramente entusiasta della partecipazione e dell'interesse dei nostri giovani, e questa è una cosa che a me ha reso felice. Non vi nascondo che vedere questi ragazzini entusiasti, estasiati dentro il nostro teatro, lì a confrontarsi con Michele Placido, è una cosa che mi ha emozionato e mi ha lasciato davvero felice. Intendiamo pigiare sull'acceleratore e continuare a farlo. La commedia, se devi dire una bugia, di La Grossa non è uno spettacolo che stimola un incontro con gli autori, almeno da un punto di vista scolastico, ecco, come interesse scolastico, ma sicuramente accende, diciamo, secondo me un interesse nel bambino, nell'alunno che è abituato a vedere queste cose sempre nel grande schermo, insomma, vedere protagonisti, certo, i protagonisti direttamente, e in questo il contatto diretto con l'attore, con l'autore è importante per i ragazzi, e noi siamo prontissimi a farlo. Le compagnie e gli attori manifestano sempre grandissima disponibilità a questo Bene, ci abbiamo quasi alla conclusione. Sì, vorrei ricordare una cosa, perché Francesco, alla fine ho detto spero di non aver dimenticato nulla. E ho dimenticato il mio spettacolo, che è Fiori d'Acciaio, sì, che in questo momento è in scena a Roma, sta avendo un grandissimo successo. Domani è l'ultima romana, poi ci saranno tutti 2 mesi di tournée con Tosca d'Aquino, Rosio Morales, Amy Bergamo. È una storia da cui è stato tratto anche un film famoso, appunto Fiori d'Acciaio, con Julia Roberts, Susan Sarandon, Sally Field, è uno dei capisaldi della cinematografia degli anni '80. Spettacolo estremamente anche quello divertente, intenso, pieno di emozioni, con un piccolo dramma finale che però insomma... E quando sarà? È i primi di aprile, il 2 o 3 aprile. Io prima di terminare, scusa, mi ha colpito questo progetto di teatro itinerante, non solo nel luogo fisico del Teatro Pirandello, ma diciamo andare fuori,
Valle dei Templi, Casa Pirandello, immagino, insomma, interessare queste location. Sì, nel senso che la fondazione... Vedremo un teatro non solo al Teatro Pirandello, esatto, ma anche fuori. Ecco, sì, la fondazione... Ci sarà anche un coinvolgimento dell'ente parco, non lo so, magari su questo poi sicuramente mi dice qualcosa il Presidente. Speriamo. Però la fondazione vuol far vivere, quindi Fondazione Teatro Pirandello è spettacolo per 12 mesi su 12. Quindi ci sarà la stagione invernale, ci sarà la stagione estiva, dove contiamo di ripristinare quegli appuntamenti, come erano le feste di Persefone, come era la settimana pirandelliana, o anche altre cose che potremmo far nascere ex novo, per far vivere questa città in tutti i periodi dell'anno. 12 mesi su 12 deve essere la nostra Insomma, offerta. non solo rassegna teatrale di spettacoli che arrivano da fuori, perché quelli, insomma, anche nostre produzioni, è facile, certo. uno compra, insomma, degli spettacoli, proporre anche qualcosa di locale. Assolutamente. È importante la rete. Presidente, ci saranno delle partnership in questo senso nel futuro della Fondazione Pirandello? Un mio vecchio pallino, ancora prima di ritrovarmi ad essere dentro il CDA della Fondazione Pirandello, e che ha trovato subito la condivisione da parte di tutti gli altri colleghi e del nostro direttore artistico, è proprio quello di avere una stagione estiva ad Agrigento. Ora, noi non abbiamo un teatro di verdura, sarebbe un sogno averlo, non lo abbiamo, e quindi per forza di cose, volendo noi, essendo un nostro progetto, anzi anche qualcosa in più di un progetto, volendo noi mettere nel cardellone della nostra offerta culturale anche quindi una stagione estiva, e per forza di cose, non avendo un teatro all'aperto, i nostri interlocutori sono il Parco Archeologico, la Valle dei Templi e la Casa Pirandello. Non abbiamo grandi alternative, per noi è un onore e un grandissimo piacere farlo, ma quelle sono, gli spazi che offre Agrigento sono quelli, quindi speriamo seriamente di poter fare qualcosa al più presto. Le prospettive ci sono tutte, pare che la situazione vada decisamente migliorando. Con questo dico ai nostri utenti e al pubblico del Teatro Pirandello, voglio dire una cosa: intanto ringraziarli, perché francamente nonostante il calo rispetto al 2020, che era fisiologico, abbiamo avuto comunque dei riscontri importanti. Ringraziarli per quello che hanno fatto e ringraziarli anche per la comprensione che vorranno avere nei nostri confronti, perché è tutto in divenire. Purtroppo lo spettacolo, il primo spettacolo rinviato perché la compagnia ha avuto dei casi di Covid. Purtroppo non abbiamo cosa farci. Poco fa Francesco Bellomo ha accennato ad un altro problema col quale 2 giorni fa abbiamo appreso di dover fare i conti. Alessandro Haber, che avrebbe dovuto essere nostro ospite il 17 e il 18 marzo, ha avuto un incidente e si trova con le stampelle e quindi non potrà venire. Cosa vogliamo farci? Ci avevano proposto, che l'ha detto già Francesco, ci avevano proposto, a quanto pare la compagnia, abbiamo visto che già ha annullato intanto i primi spettacoli di febbraio, perché vista l'impossibilità di Haber, dopodiché si sta organizzando puntando a sostituirlo con Michele Placido. Francamente, lo ha già detto Francesco, con tutto il rispetto, dico, Michele Placido abbiamo avuto l'onore di averlo, abbiamo inaugurato la stagione con lui e quindi questo spettacolo salterà. Qualche altro problema arriverà, perché purtroppo la situazione è questa, lo sappiamo, il Covid o un'altra cosa, quindi di questo ci scusiamo, ma siamo veramente grati nei confronti del nostro pubblico, perché ha manifestato e continua a manifestare una grande fiducia, una grande voglia di tornare a vivere. Il teatro ha bisogno di questo, noi utenti abbiamo bisogno di tornare a vivere, e quindi nella comprensione delle difficoltà e delle situazioni, insomma, anche su questo si potrebbe, magari approfittando dell'estate,
La fondazione facilitare un po' anche l'attività delle periferie, no? Questo lo vedremo, dico, ripeto, ad oggi francamente fare delle programmazioni alla luce della situazione che stiamo vivendo è un azzardo. Le nostre intenzioni sono quelle. Cosa potremo materialmente fare? Speriamo di poterlo sapere a breve, quando avremo il via libera definitivo. I nostri intenti sono chiarissimi, spero che tanto il nostro direttore artistico quanto io siamo stati chiari. I nostri intenti e i nostri progetti per gli anni a venire sono chiari ed è quello. Bene, speriamo di continuare a parlarne. Intanto vorrei dare l'ultima... Francesco, ricordiamo a chi ci sta vedendo, mercoledì e giovedì un appuntamento, il primo appuntamento, diciamo, ufficiale. Se devi dire una bugia di La Grossa, ecco, con Paola Quattrini, Paola Barale, Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Ninni Salerno, una compagnia veramente d'eccezione con degli attori bravissimi, divertentissimo, uno spettacolo che ci riconcilia con la vita. Bene, ci riconcilia con la vita, speriamo che questo Covid piano piano possa abbandonarci e la gente, tutti noi, possiamo tornare alla normalità frequentando bar, ristoranti, caffè, sale da ballo, night e anche il teatro. Grazie Francesco Bellomo, neodirettore artistico della Fondazione Pirandello, grazie anche al presidente Alessandro. Grazie a te Arturo, grazie. No, figurati, io ringrazio sempre i nostri telespettatori. Il TVA si può vedere in tutta la Sicilia, canale 92, o in streaming su televideoagrigento.tv oppure sui social, sui nostri canali YouTube e Facebook. La trasmissione sarà pubblicata anche lì. Grazie, buon lavoro anche a voi e buon fine settimana. Grazie.